Cari telespettatori, ben ritornati con noi, siamo in diretta, quindi potete riprendere a telefonare, mandare i vostri messaggi, le vostre mail. Protagonisti odierni sono gli amministratori del nostro territorio e quindi abbiamo il piacere di parlare con l'ANCI del Veneto e di alcune tematiche molto calde e interessanti per tutti i cittadini. Quindi ben arrivato in studio Franco Bonesso, vicepresidente di ANCI Veneto, vice sindaco di Trevignano in provincia di Treviso, vicepresidente della provincia di Treviso. Quindi vari ruoli che lo portano anche ad essere sui temi più caldi di questo periodo. Parleremo infatti anche di quelli che sono i tagli alla pubblica amministrazione preannunciati da Cottarelli, della situazione poi in generale che si sta prefigurando. E poi ben arrivato, ben ritornato Fernando Zaramella, sindaco invece di Curtarolo in provincia di Padova. Grazie anche a lei di essere qui. Grazie a voi. Allora, partiamo da un momento di incontro che si è tenuto proprio alla luce di fatti recenti che sono stati messi in discussione e che voi avete approfondito, cioè l'affidamento dei servizi, in modo particolare idrici, rifiuti, eccetera, nelle possibilità che sono state date dalla legge. La normativa europea che cosa prevede? Perché sembra stravolgere tutto, insomma, la questione delle partecipate. Bisogna semplicizzarlo, lo dicevamo anche prima fuori onda, il più possibile per i nostri cittadini. Il messaggio sostanziale era quello che non ci potevano essere partecipate pubblico-private nell'affidamento dei servizi importanti come quello idrico, quello dei rifiuti e quant'altro. Questo è il nucleo che molti avevano compreso, però poi bisogna capirlo e comprenderlo meglio. A voi adesso la parola per quel che ne è emerso dal convegno, che avevate degli esperti anche qualificati, e quello che riguarda invece il territorio, perché poi concretamente l'amministrazione del territorio ha delle esigenze specifiche, quindi un poco conto. Partiamo da lei, che era tra i relatori. No, allora, il convegno nasceva dalla necessità di fare un po' di chiarezza su una giungla normativa che si è molto complicata. Tanto e quindi per cambiare qua in Italia. E quindi è stata l'occasione per mettere alcuni puntini sulle i in un momento molto particolare in cui le partecipate dei comuni sono sotto l'occhio inquisitore dello Stato e sono oggetto di una pesante trasformazione e sono sotto l'occhio dei miri, no? Abbiamo il famoso documento Cottarelli che sta riempiendo le pagine dei giornali. Ma parentesi un attimo, ma secondo lei è giusto che ci sia quest'occhio attento e di taglio al di là di quello che può succedere magari in provincia di Treviso, anziché magari dove ci può essere anche maggiore attenzione o no? È giusto che ci sia attenzione su tutto in Italia. Nel momento in cui ci sono delle grandissime difficoltà economiche e bisogna razionalizzare la spesa pubblica, è lecito ed è giusto che il governo analizzi bene quali sono i dati, quali sono le spese e pensi come possa razionalizzare. Quindi non è un problema il fatto di essere nell'occhio del mirino. Sono nate alcune storture e sono emersi alcuni dati che secondo me non rappresentano bene né il Veneto e né l'Italia dal dossier Cottarelli, se letto in maniera superficiale. Ma volevo parlarne dopo. Prima volevo fare il perché abbiamo parlato di servizi pubblici locali e di affidamento. Noi sappiamo tutti che al grido "l'Europa lo vuole" erano state emanate delle norme che poi sono state annullate dal referendum, che imponevano le gare per tutti i servizi pubblici locali, compreso il servizio idrico, il servizio asporto rifiuti, il trasporto e quant'altro. I cittadini si sono ribellati soprattutto alla non possibilità che il pubblico continuasse a gestire l'acqua e hanno eliminato la legislazione su tutti gli altri servizi. Il governo, con una norma successiva, ha provato a riintrodurle per tutti i servizi tranne il servizio idrico, quindi l'acqua, ed è stato bloccato il governo dalla Corte Costituzionale che gli ha detto: i cittadini hanno detto un'altra cosa. A quel punto cosa è vigente oggi in Italia, no? Ed è questo il grande punto di domanda in questo momento di infiniti dubbi.
Allora, vale la normativa europea, perché la normativa europea ha una sua valenza esiste e ha detto qualcosa sui servizi pubblici locali. Allora, intanto bisognava dire che l'Europa non aveva detto basta pubblico sui servizi pubblici locali, perché il cosiddetto affidamento in house, ma qua cominciamo a diventare troppo tecnici, è consentito in Europa. L'affidamento in house vuol dire i comuni che si organizzano, o i comuni o la provincia, a seconda del loro servizio, del servizio di cui stiamo discutendo, e se lo fanno da sé, come attraverso una società di loro proprietà. Questo in Europa è consentito, con delle fortissime limitazioni, ma è consentito, cioè ci mancherebbe, come che io a casa mia, se volessi ridipingere la cucina, prima non faccio due conti se mi conviene ridipingermela da me. È chiaro che posso ridipingermela da me, uno si fa i suoi conti, se chiamando l'imbianchino risparmia, perché se uno fa l'avvocato gli conviene stare in studio, no? Se invece magari fa l'operaio gli conviene ridipingersela da sé, ma ognuno poi fa le proprie valutazioni. Ecco, l'Europa consentiva, non era un obbligo. È chiaro che in Italia su tanti ambiti si aveva abusato e sui controlli e sulle limitazioni non si erano poste, no? Le limitazioni delle società che facevano un po' troppo, alcune facevano un po' troppo come volevano rispetto anche al mercato. Ma qual è il punto fondamentale? Io ho il servizio nel mio comune, no? Garantito da una tariffa, quindi ho un'entrata certa e quindi mal che vada io so che quei soldi ce li ho. Magari ho fatto le tariffe un po' più giuste, no? E quindi mi resta qualcosa e con quel qualcosa vado tramite gare a prendere servizi da altre parti, no? Quindi in altri territori, forte del fatto che io comunque ho un'entrata fissa che mi garantisce anche eventuali perdite. Ecco, questo l'Europa non lo vuole, no? E non lo consente. E aveva fino all'altro giorno una legislazione molto rigida su questo, in cui comunque questa forma di affidamento fatta da sé era considerata residuale, no? Nel senso non era la via principale era la gara. Oggi c'è una nuova normativa, e l'abbiamo studiata l'altro giorno, che reintroduce la forma dell'affidamento in house come una delle possibilità, con uguale dignità della gara, con uguale dignità della società mista pubblico-privata. Allora, questo volevamo ribadirlo, perché non è l'Europa che ci chiede di non avere gli affidamenti alle società pubbliche. L'Europa ci chiede che queste cose vengano fatte in maniera seria e che quindi prima di affidare a se stessi, quindi di continuare a fare questa cosa con la tua società, se vuoi essere in regime in house, chiamiamolo così, fatto in casa, tu devi fare una bella analisi di quanto ti costerebbe farlo con i privati o con un altro tipo di forma, e se tu sei dentro quei costi puoi comunque continuare a restare in house e farti il servizio ecco, da te. Perfetto, questo io faccio l'obiezione, la faccio a entrambi, quindi ho avuto la patata bollente, l'osservazione che potrebbero fare i telespettatori. Ma se in Italia, nella fattispecie, al di là di realtà virtuose che ci sono, eccetera, concentrate da alcune parti anziché da altre, purtroppo questa gestione ha provocato dei disastri incredibili, perché è come è il solito discorso, il governo che si autogoverna, insomma, che si autocontrolla, si autogestisce, fa delle autovalutazioni per poi assegnare posti e di conseguenza situazioni di favore politico, perché questo è avvenuto, le tantissime partecipate per lo più hanno visto questa situazione qua, soprattutto in certe parti d'Italia. È un continuare a perpetrare questa situazione che non si va a migliorare e quindi nessun taglio può essere fatto, quando sappiamo che il privato comunque per delle logiche diverse dà anche dei risultati diversi, e per il cittadino poi vantaggi non ce ne sono stati, perché anche la partecipata pubblica, dove se non ha fatto buchi di bilancio terrificanti, comunque ha aumentato la tassazione per quel che riguarda il cittadino finale per garantire servizi. Di conseguenza dove sta, perché ritornare su un certo principio che per carità lo stabilisce l'Europa ma che in Italia va a inghipparsi in situazioni un po' capestro? La chiedo a lei, dopo la chiedo anche a lei perché... Allora, non bisogna generalizzare, perché qua con l'acqua sporca si buttano via anche i bambini, no? Ma ce n'è tanta di acqua sporca, per quello che... allora bisogna distinguere le forme dell'affidamento e come si fanno. Allora, come ho detto, c'è il giudizio di congruità, no?
Oggi si parla molto di costi standard, ci stanno monitorando Sì. in maniera puntuale, perché uno dei problemi grossi dei nostri comuni è che continuano a inviare carte, documenti, statistiche, report a Roma, no? In continuazione. Una buona parte del nostro personale dei comuni deve mandare documenti a Roma, quindi finalmente li stanno raccogliendo e si cominciano a delineare. Abbiamo anche già fatto un paio di convegni anche con e il sottosegretario Zanetti e con il SOSE, che è l'ente che si sta occupando dei costi standard. Allora, io devo capire quanto mi costa il servizio e quanto paga il cittadino. Queste cose qua devono essere parametrate e nel momento in cui vedo che i costi e quello che paga il cittadino è in linea, io sono a posto. Nel momento in cui non sono in linea, allora esiste un problema. Allora, io non voglio mettere in contrapposizione pubblico-privato, ognuno deve fare il suo compito. Però se un comune, se una provincia, un ente locale, diciamo, ha organizzato in maniera ottimale il servizio e lo sta gestendo bene, perché lo deve regalare ai privati? Allora, lo deve regalare, svendere, questo non va bene e se ne sono accorti anche il governo, perché a un certo punto le partecipate dei comuni valgono un sacco di soldi, hanno impegnato e sono a bilancio e sono patrimonio pubblico. Se io decidessi di dismetterle tutte nello stesso momento, andrei a distruggere un patrimonio, cioè se tutti mettono in vendita le società nello stesso giorno, allora ci sarà la corsa a comprare le migliori, no? Le più efficienti, perché hanno una prospettiva di sviluppo e hanno una possibilità di guadagno. Quelle in perdita e quelle che non funzionano resteranno sempre a carico dell'ente pubblico, generando ancora più spreco di quando eravamo partiti. E quindi adesso anche Cottarelli questa cosa l'ha spiegata in un documento molto corposo che bisogna analizzare molto bene quello che dice, e quindi adesso ci stanno facendo dei ragionamenti di razionalizzazione delle partecipate, aggregazioni di partecipate, per poi un piano che deve essere valutato in un tempo, perché altrimenti andiamo a sprecare denaro pubblico. Dopodiché delle cose fatte male sono state fatte sicuramente dalle amministrazioni, soprattutto in momenti di vacche grasse in cui ci sono state duplicazioni, gemmazioni, cioè, partecipate che hanno generato sottopartecipate. Ecco, queste cose qua ci vuole anche un po' più di responsabilità da parte degli amministratori nel cercare di metterle a posto. Poi ci sono alcune cose, ma ne parliamo dopo, se no dopo ne parliamo, perché adesso voglio sentire. Ecco. Io dico, stiamo attenti e non generalizziamo, perché poi sembra che tutte le cose vadano male. Allora, io sono un po' esperto di rifiuti e mi occupo di questo settore. Allora, i parametri di legge, no? Quindi i numeri sulle raccolte differenziate, i più virtuosi che ci sono tutte società pubbliche. Se noi andiamo a vedere chi effettivamente ha fatto il massimo per raggiungere gli obiettivi di legge, sono tutte società pubbliche. Questo un interrogativo ce lo deve porre. Poi se andiamo a vedere il numero delle società e effettivamente i volumi d'affari, forse ci accorgiamo che troppo spesso sono solo slogan. Allora in mezzo a questo sicuramente ci sono tante società, non tanto in Veneto ma da altre parti, che hanno generato spreco e fatto confusione, però poi bisogna anche essere un po' oggettivi sui numeri e vediamo di cosa stiamo parlando. Ma io intanto partirei da un principio fondamentale, altrimenti rischiamo di confondere e di confonderci, no? Che è questo. Parliamo di servizi pubblici essenziali. Questo lo deve capire il cittadino, cioè non stiamo parlando di un servizio qualunque, parliamo di luce, parliamo di acqua, parliamo di riscaldamento gas, parliamo di asporto rifiuti, parliamo di trasporti e via dicendo. Parliamo di tutto, queste sono le società pubbliche, diciamo. Parliamo quindi di un servizio che è particolarmente importante, interessa le persone, interessa le famiglie, interessa le imprese e quindi è qualcosa che diventa strategico per la stessa
la stessa tenuta del sistema economico, del sistema produttivo, del sistema di vita dei nostri territori. Quindi parliamo di una cosa molto particolare. Ecco, io questa è la premessa ed è fondamentale. Io la interrompo solo un secondo perché abbiamo una telefonata in attesa, poi le ridò la parola. Prego. Assolutamente. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, dove chiama? Dalla provincia di Venezia, sono Augusto. Sì, dica. Volevo dire una cosa, no? Sì. Anzi, due. Questi giorni qua c'è molto movimento sull'articolo 18, su quello che dicono del statuto di lavoratori. Sì, ma Ma adesso... dico io no, su che in Italia non c'è innovazione, non c'è niente. Ma sa cosa che le dico, signora? L'innovazione viene quando che c'è amore per lavorare. Lo sa? Sa Sì. Sa cosa vuol dire amore per il lavoro? Certo. Lo sa? Sì, Vuol certo. dire che la gente ci mette l'anima, il cuore, Certo. ci mette la vita non propria, quella della famiglia, dei figli, di Certo. tutto. Questo è amore. Quando che abbiamo un governo che va avanti ad ammazzarci perché ci sta ammazzando, come si fa ad avere amore nel lavoro? Come si fa? Certo. Me lo dica lei. E l'altra cosa che doveva Dopo voglio dire... dire un'altra cosa a quel signore là che parlava, ma sì, adesso la dico, ma dico io no, io ho 53 anni, dove sono andati a finire i miei versamenti contributivi? Quelli di mio padre, quelli di mio nonno, che lavoriamo con gli anticipi, con i soldi delle trattenute di mio figlio che ha 20 anni, che lavora. Ma non vi vergognate di parlare poi dire che voi volete, voi sapete. Va bene. Ma No, cos'è che sapete grazie. voi? Grazie, la ringrazio del suo intervento, adesso vedremo di affrontare anche la questione. Grazie al nostro telespettatore, le ridò la parola. Sì, dicevo, quindi quando parliamo di servizi pubblici essenziali dobbiamo stare attenti a non cadere anche un po' nel tranello che tutte le cose sono uguali, perché è chiaro che andare a ragionare nel mercato libero potremmo anche avere delle economie, ammesso e non concesso che poi ci siano, e ammesso e non concesso che i privati verso i quali ci rivolgiamo abbiano davvero le caratteristiche che garantiscono in qualche modo, come dire, la qualità complessiva, l'efficienza, che garantiscono in qualche modo anche, ma anche gli stessi costi, perché è chiaro che poi nel momento in cui le attività sono gestite dal pubblico, per esempio, si può ragionare anche sulla calmierazione dei prezzi e dei costi. Quando si va sul mercato libero questo non capita più. Quindi io faccio questa promessa per dire che non sono affatto tra quelli convinti che il, come dire, pubblico è sempre cattivo e il privato è sempre bello. Non è vero neanche il contrario. Non è vero neanche il contrario, non è che il pubblico sia sempre bello e il privato sempre cattivo. Credo che bisogna fare le cose in maniera molto attenta e ragionare volta per volta. Quindi si tratta qui di capire di quali servizi parliamo, in quale contesto parliamo, in quali territori parliamo, di quali sono i costi medi standard, come diceva giustamente il Vicepresidente si sta parlando, e di capire quello che è anche il rapporto di qualità-prezzo tra il tipo di servizio che andiamo a, come dire, mettere sul mercato e quello che è il costo di questo servizio e quindi l'efficienza che poi otteniamo dal fare questo servizio, perché altrimenti se non si parte da questo e se si ragiona da ragioniere, come dire, no? Quindi ragioniamo solamente in termini prettamente di ordine economico, magari può anche sembrare che all'inizio le cose possano costare se portate fuori di meno, ma poi scopriamo che via via che il tempo passa il privato fa il privato, quindi il privato fa esattamente quello che deve fare, cioè non potrà che in qualche modo portare a casa il massimo vantaggio possibile in quel contesto, in quella situazione data. Io parto da qui perché voglio sfatare il mito per cui no, il pubblico è sempre cattivo e il privato è sempre bello. Certo. Ora, che il pubblico spesso non sia efficiente lo sappiamo tutti, ma in molti casi, io parlo per le imprese venete in gran parte, la qualità dei servizi che danno le cosiddette multi-utilities, quindi le società venete che si occupano di servizi pubblici, sono spesso di livello qualitativo assolutamente eccesso.
E anche, oserei dire, che i bilanci di moltissime di queste imprese sono bilanci decisamente molto buoni. Lo so, qui da noi, però siccome questo sistema poi vale per tutto il paese, Sì, quindi, bisogna arginare certo, le deficienze che si vengono a creare, che sono grossissime. Questo però è un altro discorso, quindi interveniamo a ragionare. Qui c'è un problema di dimensioni, c'è un problema ovviamente di capacità di gestione, di forse governance. Il giudizio di congruità deve darlo un ente terzo a questo punto, non forse l'ente pubblico che ne viene coinvolto. Perché no? Ecco, Certo. riprendiamo questo discorso, andiamo subito in pubblicità che siamo un po' in ritardo sui tempi, pochi secondi poi ritorniamo con voi.